La sindaca di Favara, Annalba, si è detta serena sulla presentazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte di 11 consiglieri e ha sottolineato che poi, se ci saranno i numeri in Consiglio Comunale, si potrà mettere la parola fine alla sua amministrazione. Ma perché la sindaca è serena? La situazione è questa. A presentare la mozione di sfiducia contro di lei, con nota protocollo numero 40630 del 16 settembre 2019, firmandola, sono stati 11 consiglieri. 4 del gruppo misto e 7 del Movimento 5 Stelle, che è lo stesso partito della sindaca. Marili Chiapparo, Rossana Castronovo, Sergio Caramazza e Vito Maglio, 4 dei 10 consiglieri di opposizione, e Massimo Liotta, Carmelo Sanfratello, Giussi Sciara, Giuseppe Sorce, Calogero Pirrera, Carmelo Costa e Danila Baio, il 50% dei grillini presenti in Consiglio. Per essere approvata e andare tutti a casa a nuove elezioni, occorre che a votare la mozione di sfiducia in aula Falcone e Borsellino siano almeno i 2/3 dei 24 consiglieri comunali in carica, ossia 16 consiglieri. A conti fatti ne mancano all'appello altri 5 che dichiarino ufficialmente di sfiduciare Annalba, essendo d'accordo con la richiesta di rimozione dalla carica di sindaco presentata dagli 11 colleghi. Il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno il documento di sfiducia, dovrà essere convocato non prima del 26 settembre. Occorre infatti che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla data di presentazione e non oltre il 16 ottobre, infatti non può trascorrere più di un mese. Mandare la sindaca Alba a casa vuol dire che pure il civico consesso sarà sciolto. Si insedierà pertanto un commissario ad acta che guiderà il paese fino a nuove elezioni. Si vocifera intanto che ci sono altri 2 consiglieri comunali disposti già a votare sì alla mozione. Ma la sindaca ha da parte sua almeno ancora una importante carta da giocare: un posto da assessore rimasto vacante che potrebbe far variare i rapporti con gli oppositori, oltre alla possibilità di sostituire quelli attualmente in carica. Alba potrebbe infatti chiudere qualche accordo politico per rimanere al governo fino a scadenza naturale. Chissà, magari pure rompendo gli equilibri tra gli stessi sottoscrittori della mozione. E poi, parlando sinceramente, un altro deterrente all'approvazione della mozione di sfiducia potrebbe essere il portafogli. Se gli attuali 11 firmatari resteranno compatti, si troveranno altri 5 consiglieri disposti a chiudere questa esperienza amministrativa? Andare a casa vuol dire in pratica rinunciare alla indennità economica da consigliere comunale e rinunciare agli eventuali rimborsi elargiti a vario titolo. Se un consigliere vota no o si astiene dal voto sulla mozione di sfiducia, vuol dire che sta dichiarando ufficialmente che Annalba ha lavorato bene. Le dà quindi fiducia e, per il bene della città, non è d'accordo a chiudere questa esperienza amministrativa. Ovvio che c'è da aspettarsi chi utilizzerà scuse come il metano da realizzare e o progetti da non interrompere pur di rimanere ancorato alla poltrona. Insomma, la solita arrampicata sugli specchi, vista e stravista, fotocopia di atteggiamenti della vecchia politica. Cosa accadrà nelle prossime ore? C'è da aspettarsi di tutto? Vedremo. Ma secondo qualcuno la sindaca può davvero rimanere serena. Io sono molto serena.